Il prossimo anno i veneti saranno chiamati al rinnovo della regione. Il Movimento 5 Stelle ha già selezionato i suoi candidati, una bella rosa, scelta come sempre partendo dal basso. Abbiamo all'incirca un 115-120 candidati possibili che subiranno adesso delle graticole, che sono degli esami con gli attivisti, e poi andranno sul blog di Beppe Grillo e ne sceglieremo 50 più o meno, che sono i consiglieri. Ma questo è solo l'inizio del cammino verso il Consiglio regionale. Ci sarà poi il passaggio nel blog di Beppe Grillo e solo dopo si potrà lavorare sulle vere questioni. Tutti insieme stiamo facendo un programma che sarà rivoluzionario per questo Veneto, perché noi lo vogliamo veramente onesto, trasparente, senza corruzione e tecnologicamente avanzato. D'Inca traccia un bilancio più che positivo della kermesse romana del movimento e ricorda l'impegno preso con i cittadini. Possiamo mettere sul tavolo un tema fondamentale, che è quello del referendum sull'euro, e nei prossimi banchetti del Movimento 5 Stelle chi desidera poter veramente confrontarsi e dare un'opinione attraverso un referendum verrà a firmare e a decidere insieme a noi se vogliamo rimanere in questo euro, di questa Europa che fa austerity e che ci costringe alla povertà, o se vogliamo invece uscirne e affrontare con una moneta nostra un'esperienza economica che ci possa dare la possibilità di poter tornare di nuovo a crescere. Ma non è solo vostra questa battaglia, anche la Lega Nord chiede di tornare alla lira. Noi cerchiamo veramente di poter raccogliere le firme, penso che ne raccoglieremo milioni di firme, portarle all'interno del Parlamento e finalmente proporre un referendum con il quale i cittadini possano decidere cosa vuole fare del proprio futuro.